Il tuo cuore batte al ritmo di calcio a 5? Vieni con l'Alto Vicentino Futsal. Siamo pronti ad accogliere tanti giovani sportivi come te e un giorno potresti giocare nelle categorie più importanti del futsal. Visita la nostra pagina Alto Vicentino Futsal e contattaci subito. Sarai il benvenuto. Media partner Radio Peter Pan. Tifosi rossazzurri appassionati di grande futsal, eccoci ritrovati presso la sala conferenze dell'Alto Vicentino, leggermente rinnovata ma sempre carica di tanta passione. Siamo qui per la terzultima conferenza stampa della stagione regolare, quella che presenterà il match tra Orange Futsalasti e Alto Vicentino, in programma domani sera alle ore 19 al Pala San Quirico. In un turno infrasettimanale i nostri ragazzi cercheranno la rivincita dopo il match dell'andata giocato il 7 dicembre e soprattutto cercheranno il sorpasso ai danni dell'Orangiasti. Presentiamo il match con mister Michele Ferraro e Dario Venitucci, quest'oggi ai nostri microfoni. Grazie per essere in nostra compagnia, ragazzi. Inizierei con mister Ferraro analizzando l'ultimo periodo dell'Alto Vicentino, una settimana e mezza di sosta dopo il derby purtroppo perso con il Cornedo, una performance che comunque ha lasciato molti spunti positivi. Come hai potuto vivere comunque il lavoro in settimana con i tuoi ragazzi in seguito al derby? Ciao Marco. No, allora, noi arriviamo comunque da un girone di ritorno, un buon girone di ritorno. Noi arriviamo da 4 vittorie e 2 sconfitte, una per 3-2 e una per 2-1. Quindi insomma il momento è un momento buono. Certo, giocare mercoledì non sarà facile, ma questo insomma magari ne parliamo anche dopo. Il derby è stato bello, c'era un'ottima cornice di pubblico, quello che ci aspettavamo, un pubblico corretto, una partita altrettanto corretta. Credo che obiettivamente magari un pareggio sarebbe stato più giusto, però insomma alla fine vince chi fa più gol dell'altro, quindi è giusto così. Adesso noi non abbiamo questa salvezza matematica ancora in tasca e quindi noi adesso andiamo ad Asti e dobbiamo assolutamente abbiamo 9 punti a disposizione e dobbiamo assolutamente fare i punti che ci servono per centrare l'obiettivo stagionale, che è e resta la salvezza, insomma, ecco. Decisamente, l'abbiamo ribadito a più riprese, siamo vicini all'ottenimento, ma finché non è finita si continua a lavorare a testa bassa come abbiamo sempre fatto. Passerei ora la parola a Dario Venitucci, che ritroviamo davanti ai microfoni dopo una serie di settimane. Ciao Dario, buonasera a te, e ti chiederei in generale un giudizio sulla tua stagione, la tua prima stagione nel mondo del futsal. Te l'ho chiesto varie volte prima di addentrarci in questa annata, specialmente al Podere La Torre nella cena inaugurale. Adesso possiamo un po' tirare le somme, seppur manchino ancora 3 partite. Come hai vissuto questa stagione appunto generalmente? Intanto ciao Marco, che dire, dai, è stata una bellissima esperienza. Come ti avevo detto, sapevo sarebbe stato difficilissimo dopo 30 anni di calcio a 11, però calcolando appunto che era la mia prima stagione, comunque in una categoria come la 2 dove incontri gente forte, credo di aver fatto discretamente bene. Ovviamente c'è tanto da lavorare, come ho sempre detto, e niente, comunque dai, sono soddisfatto perché comunque la cosa principale è che la squadra sta facendo bene, siamo a un passo dal nostro obiettivo, manca ancora poco, però dai, siamo tutti molto, molto contenti. Quando hai parlato della gente forte con cui giochi, un po' hai anticipato la seconda domanda che ti volevo proporre, parlando un po' del gruppo con cui stai lavorando abitualmente al fianco di chi siede alla tua sinistra. Parlerei appunto della squadra. Cosa ti senti di dire ai tuoi ragazzi, almeno appunto per quel che concerne il tuo pensiero personale? No, io sono contento perché appunto parlavamo anche col mister, pensare di giocarci una partita come sabato contro il Cornedo, contro una squadra attrezzata per vincere, mentre noi, se pensiamo a come siamo partiti, gente che arrivava dal calcio, gente delle scommesse che non hanno mai fatto questa categoria, quindi credo che dobbiamo solo ritenerci molto soddisfatti di quello che stiamo facendo. Siamo cresciuti giorno dopo giorno, c'erano alcuni tipo me che non sapevano neanche le regole a inizio anno, quindi sono molto contento. Ci sono dei ragazzi molto bravi in squadra
però la differenza che ha fatto quest'anno è stato il gruppo, un gruppo unito, a partire dai giocatori, dal mister, lo staff, società, chi lavora per la società, e credo che questo sia la cosa più importante per poter raggiungere un obiettivo. È davvero la cosa più importante e speriamo lo sia anche negli anni a venire o quantomeno nel prossimo futuro. Ripasserei ora la parola a Michele Ferraro commentando la partita che ci aspetta domani. L'Orange Futsalasti che, se si vuole, ha un po' simboleggiato un punto di partenza, un punto di svolta per questa stagione, un 7-0 amaro ottenuto a dicembre, ma poi di lì qualcosa è cambiato, il 6-6 con l'MGM, l'ottima performance con l'Olimpia Regium, e di lì in poi davvero la squadra ha svoltato con l'acquisto di Marouane Boulajar, tante ottime notizie, e ora ci accingiamo a riaffrontare la squadra di Hernan Patané che ha perso nell'ultima partita con il Videoton Crema, era priva di Amico e Ibrahim Aguati che saranno invece in campo domani. Che partita ti aspetti al Pala San Quirico? Allora Marco, intanto solita parentesi per il giocatore che mi è qui sempre alla mia destra, Dario in questo caso. Non è vero che ha fatto abbastanza bene, ha fatto molto bene. Concordo in pieno, Nonostante la sua carriera, insomma, che non stiamo sempre qui a dire perché poi magari diventiamo anche noiosi, magari a lui può anche dare un po' fastidio, dare quel tipo di pesantezza che non merita. Dario, contraddistingue Dario, oltre ad essere una bravissima persona, l'umiltà che io ho trovato in questo ragazzo qui. Non ho nascosto che all'inizio avevo delle perplessità non su di lui, ma diciamo che la sua fama precedeva la persona, no? E oggi si può dire il contrario, oggi è la persona che precede quello che è la sua fama, quindi lui assolutamente ha fatto bene, grazie alla persona che è, soprattutto non grazie solo al giocatore che è, perché questo bisogna dire, non sono frasi fatte. Ogni giocatore, io faccio fatica, sembra quasi ogni settimana che io spenda delle parole quasi già scritte, ma è la verità, perché ogni giocatore, come ha detto Dario, questo gruppo è fantastico e quindi le parole spese per ogni giocatore sono assolutamente vere. E Orange, noi abbiamo un po' quella sensazione che avevamo con l'Energy, sono state, diciamo, le due sconfitte più pesanti del campionato e abbiamo quel senso, come avevamo detto con l'Energy, quel senso non di vendetta, perché la vendetta è un bruttissimo pensiero, ma quel senso di rivalsa. Noi dobbiamo dare un segnale che siamo un'altra squadra, in confronto all'andata, in confronto a quella partita. Ovvio, giochiamo contro, secondo me, visto il girone di andata, è stata secondo me la squadra più bella e più forte da vedere. Sarà che c'è un progetto di giovani, sarà che sono tutti ragazzi molto molto interessanti, quindi diciamo è assolutamente una squadra da temere. Noi abbiamo, diciamo, la difficoltà che giochiamo infrasettimanale, quindi ci aspetta un viaggio abbastanza lungo, però onestamente ci siamo preparati come sempre bene e quindi insomma vinca il migliore. A noi mancano questi benedetti punti che non sappiamo ancora quanti possono essere e dobbiamo iniziare. Abbiamo 9 punti a disposizione perché siamo insieme all'Orange l'unica squadra che devono ancora fare 3 partite e quindi dobbiamo iniziare a fare i punti già da mercoledì. Daremo il massimo e, come hai detto, anche nelle difficoltà troviamo il lato positivo. Sarà un'esperienza innovativa, forse anche un po' imprevista, ma il gruppo la vivrà davvero nel migliore dei modi, come ha sempre fatto. Per concludere questa conferenza stampa coinvolgerei Lorenzo Miotto, corrispondente di Calcio a 5 Anteprima, anche quest'oggi in nostra compagnia telefonicamente. Ciao Lorenzo, a te la parola. Buonasera a tutti e ben ritrovati. A Mister Ferraro volevo chiedere se la chiave per vincere il match contro l'Orange Asti sarà mettere alle corde l'avversario da un punto di vista di dispendio fisico. Sappiamo appunto che voi arrivate da un weekend di pausa, che loro invece sono reduci nella loro componente di giovani talenti dalla Final Four di Coppa Italia Under 19, quindi volevo sapere se sarà questo l'aspetto su cui si giocherà davvero la partita. Grazie. Ciao Lorenzo, non credo
Credo che sono tutti ragazzi di 20 anni, Dario, quindi non credo, giusto? Tu me lo testimoni, sono ragazzi di 20 anni, non credo che dopo 3 giorni insomma subiscano obiettivamente la fatica, magari di testa, avendolo anche perso la finale, probabilmente anche immeritatamente, perché se la sono giocati molto bene con una squadra che era molto forte come la Roma. Quindi arriveranno secondo me, ci attenderanno in casa loro molto agguerriti, perché comunque hanno solo un punto in più di noi, quindi devono anche creare una certa distanza, perché sono in piena zona playoff, quindi non credo obiettivamente che questa fatica li possa scalfire, vista la giovane età, visto anche l'entusiasmo che hanno, visto la squadra che hanno, visto l'impianto tecnico-tattico che hanno. Non credo sinceramente, non puntiamo alla loro stanchezza, noi dobbiamo sempre puntare a noi stessi, insomma, ecco. Grazie mille come sempre per la risposta molto esaustiva e un augurio di buona serata a tutti quanti. Buona serata a te, Lorenzo. Grazie come di consueto a tutti per la partecipazione alla conferenza stampa pre-partita che ha presentato Orange Futsalasti Alto Vicentino Futsal, che andrà in onda sui nostri canali, sul nostro profilo YouTube domani alle 19, orario del calcio d'inizio. Iscrivetevi a tal proposito al canale per non perdervi neppure un caricamento e tutti gli aggiornamenti del caso. Un saluto, alla prossima, come di consueto insieme ragazzi, sempre Forza Alto!